Buongiorno ai nostri lettori del Messaggero Veneto. Stamattina siamo qui col comandante della compagnia Carabinieri di Cividale, il capitano Rossella Pozzebon, che ha illustrato alla stampa l'indagine SLAI, una complessa indagine antidroga. Comandante, ci spiega come è nata e a quali risultati ha portato questa indagine? Certamente. Allora, l'indagine, come spesso accade per la materia degli stupefacenti, è scaturita da un controllo abbastanza casuale, operato in questo caso da una pattuglia di carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia a febbraio 2018. Questo primo controllo, che si è concluso con un sequestro di piccola quantità di marijuana e hashish, ha portato a ricostruire mano a mano, nell'arco di 2 anni di indagine, una rete di spaccio e di distribuzione che interessava sicuramente tutta la provincia di Udine e aveva come canale di approvvigionamento principale la Slovenia per quanto riguarda la marijuana e l'hashish. Parliamo di una rete di soggetti molto giovani, di Cividale, di Udine e della provincia, perché arriviamo anche alla Carnia come soggetti interessati, e parliamo di soggetti che avevano peso e importanza diversi. Parliamo di spacciatori che si rifornivano, diciamo, a livello di ingrosso e che rifornivano poi spacciatori minori e vendevano a soggetti sempre molto giovani, come anticipavo. Un giro molto importante dal punto di vista quantitativo ed economico. Un giro importante, molto importante dal punto di vista della quantità e anche della quantità delle sostanze spacciate, perché andiamo, come dicevo prima, dalla marijuana e quindi da sostanze che possiamo definire più leggere, all'hashish, all'MDMA, alla cocaina, all'LSD, quindi a sostanze anche sintetiche che hanno effetti, come sappiamo, molto più pesanti e hanno anche valore molto più pesante. Quindi parliamo di un giro d'affari documentato di centinaia di migliaia di euro per tutti i soggetti coinvolti. Grazie, comandante.